Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Quadro. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione d'ascolto, versione audio giornale flash, sono le 10:30 di oggi, lunedì 22 febbraio. Apriamo subito con la cronaca e ci spostiamo nel vicino Veneto per dire che c'è stato un incidente questa mattina verso le 9, come documenta la telefoto, lungo l'autostrada A27 al chilometro 1,5 sud all'altezza di Mogliano. Tamponamento tra un mezzo pesante e diverse autovetture. Sul posto hanno operato le ambulanze di SUEM Venezia e SUEM Treviso con i vigili del fuoco, diversi feriti per fortuna in condizioni non critiche, chiaramente problemi alla circolazione del traffico da Treviso verso Venezia. Cambiamo argomento, parliamo di un incendio che si è sviluppato nella notte all'interno di un'abitazione a Codroipo per un incendio di natura elettrica che ha interessato la lavastoviglie di un appartamento. È stato uno degli occupanti ad allertare i soccorsi prima che il fumo invadesse la camera da letto, saturandola di monossido di carbonio creata dalle fiamme che stavano divorando l'elettrodomestico. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, una da Udine e una del locale distaccamento volontario, oltre a 2 ambulanze del 118 con i sanitari a bordo per prestare le prime cure. Per fortuna nessuno degli occupanti della casa ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il tutto si è risolto verso le 3 di questa mattina. Ci spostiamo di qualche chilometro per dire che nel pomeriggio di ieri, incidente sportivo all'interno del kartodromo di Precenicco, dove un ragazzo alla guida di un kart ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie causa un fuoripista mentre stava eseguendo un giro di prova. Sul posto i sanitari giunti dal vicino ospedale di Latisana a bordo dell'ambulanza. Vista la gravità, il ragazzo ha riportato la frattura di una gamba, è stato trasferito con l'eliambulanza a Udine dove si trova ricoverato, per fortuna fuori pericolo di vita. Cambiamo argomento e parliamo del Covid-19, ci spostiamo a Gradisca di Sonzo, perché le misure restrittive riguardanti in particolare l'Istituto Comprensivo di Gradisca di Sonzo sono dovute a un forte pericolo legame epidemiologico con il focolaio di Covid, variante inglese,
emerso nei giorni scorsi all'interno di un'azienda monfalconese. La chiusura della scuola è quindi necessaria, vista l'alta capacità di trasmissione di questa forma del virus, specialmente tra i giovani. Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso di una riunione in videoconferenza con gli operatori nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Le operazioni di contact tracing, come ha spiegato Riccardi, sono iniziate lo scorso 11 febbraio quando sono emersi 5 casi con variante inglese. Di questi 2 sono dipendenti di un'azienda di Monfalcone e gli altri 3 loro familiari. A questo punto è partita l'attività del Dipartimento di Prevenzione con 500 dipendenti della stessa azienda sottoposti a tampone molecolare e l'estensione dei test anche in 5 istituti scolastici e altre 3 aziende. Allo stato attuale si registra un focolaio complessivo di 79 positivi, composto da dipendenti familiari e conviventi, di cui 5 è stata rilevata la variante inglese. I contatti stretti sottoposti al regime di quarantena sono circa 90. Velocemente andiamo a chiudere con una notizia da Trieste, perché mercoledì prossimo alle 16:30 al villaggio Per Crescere di via Ponzanino 16B incontriamoci a bassa voce. L'incontro, gestito nel rispetto dei protocolli anti-Covid, sarà a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al 338 93 28 424, indicando le generalità di bambino e accompagnatore. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino del nostro audio video giornale. Vi diamo appuntamento per l'edizione giorno intorno alle 14. Avremo un ospite collegato con noi direttamente da Gorizia. Parleremo di carburanti e non solo. Grazie come sempre per l'ascolto. Intanto buona mattinata a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.